Buonasera, benvenuti con questo nuovo appuntamento con le informazioni di Prealpina.it. Apriamo con la cronaca. Giovedì nella Basilica di San Vittore a Varese saranno celebrati i funerali di Fabio Limido, ucciso lunedì scorso a Casbeno dall'ex genero Marco Manfrinati. Vediamo il servizio di Massimiliano Martini, le immagini sono di Blitz. Si svolgeranno giovedì pomeriggio alle 15 nella Basilica di San Vittore a Varese i funerali di Fabio Limido, geologo di 71 anni, ucciso lunedì 6 maggio dal genero Marco Manfrinati. Data e ora della cerimonia funebre sono state annunciate dai familiari lunedì sera, dopo il nulla osta della procura alle esequie a cui sono attese centinaia di persone, come è successo sabato scorso in occasione della manifestazione organizzata in centro contro la violenza sulle donne e a sostegno di Lavinia Limido, la moglie di Manfrinati, sfregiata con lo stesso coltello con cui poi è stato ammazzato suo padre, intervenuto in via Menotti per difenderla. Manfrinati è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia per omicidio e tentato omicidio e in cella gli è stata notificata l'ordinanza con cui il giudice che lo sta processando per stalking ha disposto l'aggravamento della misura cautelare, il divieto d'avvicinamento alle persone offese, che ha violato presentandosi davanti all'ufficio delle vittime, misura che è stata ora sostituita con la custodia in carcere anche per il reato di atti persecutori. E spostiamoci adesso in Ossola, dove continua incessante l'attività dei soccorritori per aiutare le 180 persone rimaste isolate dopo la frana che si è registrata ieri in Val Bognanco. Ci racconta tutto Marco De Ambrosis. Ancora una frana in Ossola e si moltiplicano con il passare delle ore disagi per la popolazione della Valle Bognanco. Lo smottamento si è verificato lunedì nel tardo pomeriggio all'imbocco della strada provinciale 68, nei pressi della centrale elettrica di Vagna. La frana ha di fatto isolato la valle per un totale di circa 180 persone bloccate. Stamane negli uffici della provincia a Domodossola si è tenuta una riunione durante la quale sono stati fissati i tempi e i modi di intervento. Non verrà realizzato un ponte provvisorio, i tempi sarebbero troppo lunghi. Gli abitanti della valle potranno però avere a disposizione un guado pedonale che verrà realizzato entro una settimana. Ci vorranno invece 15 giorni circa per poter ripristinare il transito veicolare, anche perché il versante montano è ancora instabile e si sono verificati nuovi smottamenti. In più ci sono le avverse condizioni meteo con le piogge previste anche nei prossimi giorni che non aiutano ad accelerare le operazioni di messa in sicurezza del pendio. La frana ha interessato un punto in cui già precedentemente si erano verificati degli smottamenti. Sul posto, sin dalle prime ore, hanno operato anche i vigili del fuoco con l'elicottero Drago di Malpensa per evacuare le persone che avevano bisogno di farmaci e prestare le cure di prima necessità. Fumogeni in campo durante la partita di calcio dei play-out di Serie D tra Castellanzese e Legnano. Ecco qual è stato il provvedimento preso dal giudice sportivo. Niente squalifica del campo, ma solo una multa. È questa la sentenza emessa dal giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti per quanto accaduto nel play-out di Serie D tra Legnano e Castellanzese. La società Lilla è stata punita con una sanzione da 2.000 euro per l'utilizzo improprio di 3 fumogeni, 2 dei quali sono stati lanciati in campo, rovinando il manto erboso dell'impianto di Verano Brianza. Non sono passati inosservati nemmeno gli insulti rivolti dai tifosi sia alla terna arbitrale che ai giocatori, oltre al fatto che delle persone vicino agli spogliatoi hanno proferito espressioni ingiuriose nei confronti dell'arbitro. Infine, nello stesso comunicato si aggiunge come a Legnano viene fatto obbligo del risarcimento di danni se richiesti e documentati. Una situazione questa che ieri la società Lilla aveva rigettato, definendosi parte lesa rispetto alle contestazioni dei suoi tifosi. Ieri sera l'ex premier Matteo Renzi è stato a Varese per tirare la volata all'imprenditore saronnese Gianfranco Librandi, ora in corsa per le elezioni europee. Vediamo il servizio. Brillante e pungente, Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha fatto tappa a Varese in vista delle prossime elezioni europee. Ieri sera alla Tana d'Orso di Mustonate ha sostenuto e spinto la candidatura di Gianfranco Librandi e spiegato motivi e obiettivi della sua corsa europea sotto la bandiera scelta per l'appuntamento dell'8-9 giugno, quella degli Stati Uniti d'Europa, sotto la quale ci sono, oltre a Italia Viva, Radicali, Partito Socialista, Più Europa, Italia C'è e Lib Dem.
Alla presenza della parlamentare varesina di Italia Viva Maria Chiara Gadda, Renzi ha abbracciato ed elogiato Librandi, snocciolato le proprie idee e attaccato tanti big. Nel suo mirino la premier Meloni, il segretario del PD Schlein e ancora l'ex alleato Calenda, Salvini, Tajani e Conte. Noi crediamo davvero negli Stati Uniti d'Europa, gli altri utilizzano le europee per contarsi, la sintesi del pensiero di Renzi, ribadito anche ieri sera a Varese. Patentino per lo smartphone consegnato agli studenti di 43 istituti di Varese. Era lì per noi Adriana Morlacchi. Sono 4.413 gli studenti che questa mattina hanno ricevuto il patentino per lo smartphone. Gli studenti provengono da 43 scuole nella provincia di Varese e sono stati seguiti nel progetto da 196 docenti. In queste ore è in corso la cerimonia di premiazione a cui è presente anche la senatrice della 17ª legislatura Elena Ferrara, promotrice e firmataria della legge 71 del 2017 sulle misure di tutela dei minori di Internet. La senatrice ha parlato di come questo patentino costituisca un'opportunità e un modo per prevenire tanti rischi. E sempre questa mattina, ma in questo caso alle Ville Ponti, si è tenuta la seconda edizione di Education Day, evento organizzato da Confindustria Varese dedicato a centinaia di studenti dalle elementari fino alle superiori. L'obiettivo della giornata era celebrare il termine dell'anno scolastico e premiare coloro che si sono distinti nei concorsi e nelle varie iniziative proposte da Confindustria Varese. Sentiamo le parole del presidente Roberto Grassi. Tutti voi ragazzi, i percorsi che avete fatto di studi, celebriamo i lavori che avete fatto e soprattutto celebriamo quello che è l'attività che come Confindustria Varese facciamo da anni, cioè inserire all'interno delle scuole la cultura d'impresa, cioè l'aprirci come industriali, come imprese del territorio a quello che sono le nuove generazioni per far capire come è cambiato il mondo del lavoro, come sono cambiate le tecnologie che troviamo all'interno delle nostre fabbriche ed è questo un momento per celebrare tutte queste attività che vengono fatte con l'aiuto della classe dirigente, dei nostri importanti educatori, insegnanti, maestri che portano avanti ogni giorno la cosa più importante che abbiamo, che è l'educazione dei nostri figli. Grazie, è vero, questo fatto anche ne approfitterei. L'importanza degli istituti tecnici superiori in un contesto economico e lavorativo sempre più complesso. Questo è il tema principale dell'incontro organizzato ieri a Varese nel Salone Estense. Vediamo il servizio realizzato con immagini di Matteo Canevari di Agenzia Blitz. Iniziativa sugli istituti tecnici superiori da tutto esaurito. Il Salone Estense di Varese ieri si è riempito di ragazzi all'ultimo anno delle superiori e di genitori. Alternativi all'università, gli ITS, il loro ruolo e la loro collocazione all'interno del momento economico e lavorativo attuale sono stati al centro dell'incontro organizzato in comune. L'innovazione tecnologica non si ferma, l'innovazione formativa deve seguirla. Il messaggio di Gianni Brugnoli, past president di Univa, poi vicepresidente nazionale di Confindustria. Secondo Brugnoli c'è una politica a cui va fatto capire che il mondo del lavoro sta cambiando, senza scordare la questione denatalità che incide e preoccupa. In tutto ciò gli istituti tecnici superiori restano un'opportunità di certa occupazione, le parole ancora di Brugnoli. Il sindaco di Varese Davide Galimberti ha invece sottolineato come la sinergia tra mondo del lavoro, istituzioni e imprese possa sostenere adeguatamente la forza di questo modello formativo, con un piede nella scuola e uno nell'economia che cambia ogni giorno. E ancora a scuola, ragazzi dell'Istituto Falcone di Gallarate a lezione di scuola sicura e di primo soccorso. Vediamo il servizio di Elisa Ranzetta. Non sia né troppo piegata né troppo distesa, in questo caso è un po' troppo distesa, si tira uno scatto in avanti verso. Ragazzi a scuola di guida sicura a Gallarate. Martedì gli studenti dell'Istituto Falcone si sono messi alla prova con test di frenata e di primissimo soccorso nell'ambito di un progetto di educazione civica che ha coinvolto forze dell'ordine, associazioni delle vittime della strada e il gruppo Guida e Vai con Sicurezza. Mercoledì è previsto il bis delle prove pratiche nel piazzale dietro il cimitero, coinvolti i ragazzi delle classi terze e di alcune quarte che sono stati invitati a mettersi al volante sotto supervisione di istruttori specializzati. Tra le simulazioni anche quella della chiamata al numero 112.
La prima cosa che uno fa è prendere il telefonino e fare un live, hanno spiegato gli operatori. Invece l'obiettivo è stimolare l'azione. Fare la cosa giusta, insomma, anche quando significa dire all'amico che sta guardando il telefonino mentre guida che quello è un comportamento pericoloso. Il tutto è avvenuto con un ospite speciale, Ettore Manichino, a disposizione, lui sì, tanto per le manovre salvavita quanto per una foto. Tanti temi sul giornale di domani, disponibile in edicola e su supporti digitali. Sentiamo qualche anticipazione dal collega Massimo Rovati. Grazie Marco, buonasera. Salgono a 236 le località costiere che potranno fregiarsi del riconoscimento Bandiera Blu 2024, 10 in più dell'anno scorso. Il Lago Maggiore c'è, almeno sulla sponda piemontese. Il premio è stato infatti attribuito a Cannobio, Cannero e Verbania. Premiate con la bandiera blu anche 2 località del Lago d'Orta, San Maurizio d'Opaglio e Gozzano. Tutte le bandiere blu e il raffronto con le località della provincia di Varese sul giornale di domani. In tema di elezioni, domani pubblichiamo anche l'ordine delle liste sulla scheda per il voto europeo dell'8 e 9 giugno nella circoscrizione nord-ovest, quella che riguarda il nostro territorio. Primo simbolo sulla scheda elettorale sarà quello della Lega, mentre l'ultimo, il 12°, sarà appannaggio di Fratelli d'Italia. Per la cronaca c'è la frazione di Sant'Antonino di Nonate Pozzolo con il fiato sospeso perché non si trova Andrei, il 13enne scomparso dallo scorso 9 maggio. Domani se ne occupa anche la trasmissione Chi l'ha visto di Rai 3. Infine lo sport con i giovani del basket, il volley, il rugby e molto altro ancora. Grazie Massimo, questa era l'ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 19. Una buona serata.